È pronto a ricandidarsi per il suo terzo mandato come consentito dalla nuova legge nei comuni fino a 5.000 abitanti e il sindaco di Santa Elisabetta, Mimmo Gueli. La decisione dell'oggi presidente dell'Assemblea del Lati è stata ufficializzata nel corso di un'assemblea pubblica alla quale hanno partecipato gran parte delle forze e delle componenti dell'attuale amministrazione. A ratificare la scelta è stato poi il direttivo della locale sezione del Partito Democratico. Sono stati 10 anni di intenso e appassionato lavoro a servizio della collettività, dichiarato Gueli in una nota. Abbiamo attraversato la fase dell'emergenza pandemica che ha complicato fortemente il contesto istituzionale e nonostante questo abbiamo raggiunto comunque grandi risultati obiettivi, andando anche oltre le previsioni. Oggi Santa Elisabetta è un punto di riferimento nel territorio in tema di servizi, resi ed efficienza. Le forze politiche e civiche che compongono l'attuale maggioranza, unite da una consolidata e fattiva alleanza, continua Gueli, hanno deciso di proseguire insieme per i prossimi 5 anni, determinati dal fatto di poter garantire una guida competente e autorevole nel Paese. Negli ultimi mesi è stato avviato un percorso di confronto tra le forze che hanno guidato il governo del Paese, ha sottolineato Francesco Rizzo, segretario del PD, alcune delle quali hanno respinto il nostro invito a proseguire nel dialogo per il lavoro futuro. Abbiamo però ricevuto segnali di interesse e di attenzione da parte di nuove energie del panorama politico locale. Ancora una sfida importante, un appuntamento per la nostra comunità, commentano i vari consiglieri comunali Rizzo e Ciulla, interessata negli ultimi anni da rilevanti cambiamenti e iniziative. Il Partito Democratico, come commentato la vice sindaca e parlamentare nazionale del PD Giovanna Iacono, ha posto le premesse per far emergere un candidato che fosse l'espressione di una coalizione unita da valori e percorsi condivisi. La disponibilità è espressa da Mimmo Gueli e soprattutto l'apprezzamento nei confronti della sua figura e verso l'attività amministrativa da lui svolta ci permettono di iniziare a lavorare con tutti e tutti gli elementi programmatici del suo nuovo mandato. Continueremo come sempre con la buona amministrazione, con le politiche di rilancio, l'attentazione verso la nostra comunità attraverso la realizzazione di tanti progetti, alcuni dei quali in corso di realizzazione e altri programmati e finanziati da portare a compimento nella prospettiva dello sviluppo del territorio che vede il cittadino al centro dell'azione amministrativa. Questo quanto dichiarato da Gueli nel suo comunicato.